Va ora in onda Spazio Più. Buongiorno e buon ascolto da tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori dello Spazio Più del martedì pomeriggio da Radio Libertà. Sono Mimmo Magnetta, il rappresentante del Più, Professionisti e Imprenditori Uniti, e appunto conduco questo spazio, lo Spazio Più da ormai un sacco di tempo, pure troppo forse, ancora resisto, non mi capacito come, perché appunto è diventato sempre più difficile parlare di lavoro. Io in questo spazio radiofonico dovrei parlare di lavoro, dovrei parlare solo, ho cominciato parlando solamente di lavoratori autonomi, poi dato che i lavoratori autonomi si stanno lentamente, anzi nemmeno tanto lentamente, estinguendo, ho cominciato a trattare di vari argomenti. Infatti appunto il martedì parlo di tutto e di più, insomma mi invento le cose. Oggi invece ecco voglio torno a quello che è l'argomento principale, quello che era l'argomento appunto che io avrei dovuto sempre trattare, cioè quello appunto dei lavoratori autonomi, del lavoro, di chi fa imprenditoria. È un'imprenditoria dolce, perché per esempio ieri sono stato alla festa del torrone, non del terrone, del torrone, quella che viene fatta appunto a Cremona fatemi vedere, sì, dall'8 al 16 novembre, perciò oggi appunto è l'11, martedì 11 novembre, siete ancora in tempo fino al 16 ad andare a Cremona e a gustarvi quelle che sono le prelibatezze che vengono mostrate e fatte assaggiare e anche chiaramente vendute in questa festa del torrone che si svolge proprio nel centro storico di Cremona. Cioè se voi appunto andate a Cremona unite l'utile al dilettevole, perché l'utile è quello di andare a assaggiare dei prodotti molto genuini, poi è di comprarli anche, e poi il dilettevole è quello di visitarvi questa cittadina che è molto bella, visitarvi. Io per esempio ieri ho visitato parecchio a fondo il Duomo appunto di Cremona, poco prima ero stato nella chiesa dedicata a Sant'Agata, anche quella è bellissima, cioè sono proprio chiese molto belle, è una cittadina molto carina. Se io non fossi costretto a vivere appunto qui a Milano, perché per diversi motivi insomma devo vivere qui a Milano, Cremona la sceglierei come una città in cui vivere, perché è veramente una città a misura d'uomo. Poc'anzi parlando con l'amministratore qui della radio, con Davide Franzini, appunto ho scoperto che anche lui lui ha fatto le scuole a Cremona, ha raccontato appunto alcune vicende che appunto lui ha avuto modo di vivere lì a Verona, a Cremona, diceva appunto che lui a Cremona, già quando ha fatto le elementari, quando appunto andava a scuola da solo, a piedi, tranquillamente, che dove girava, comunque qualcuno lo conosceva, per cui se la mamma lo cercava, mo me la sto cantando insomma, queste sono cose private, però vabbè, se la mamma appunto lo cercava, tutti quanti glielo sapevano indicare, né più e né meno quello che succedeva a me quando ero ragazzino. Anch'io sono vissuto e sono cresciuto, sono nato in Puglia, però appunto sono venuto a vivere a Milano che avevo 4 anni e sono cresciuto in quello che è il quartiere di Dergano Bovisa. E in questo quartiere appunto in pratica ci si conosceva tutti, e si faceva molta socialità, assieme insomma. All'epoca la socialità la vivevamo o sui muretti o sulle panchine di quei pochi giardini che c'erano all'epoca, sotto le case, in gruppi, a scambiarci quelli che appunto erano i vari pensieri insomma. E lì siam cresciuti. In quel quartiere io ho cominciato anche ad avere le mie prime esperienze lavorative, perché mi ricordo che avevo, non so se 6, 7 anni, sotto casa mia c'era una tintoria, io cominciai a andare a consegnare i pacchi che la tintora doveva consegnare in giro ai suoi clienti. Ecco, è da lì che appunto mi è rimasta 'sta cosa dell'imprenditoria, dell'impresa. Io avrei potuto essere assunto in banca a lavorare già dall'età di 16 anni, ho preferito invece fare
il commerciante. Ho cominciato facendo il commerciante in forma ambulante, poi crescendo l'ho fatto sia a livello di negozio e a livello anche di magazzino all'ingrosso. Ed è per questo motivo che sono rimasto affezionato a queste persone, a questi lavoratori. Appunto, infatti ieri ho proposto a mia moglie di andare a fare una gita a Cremona, che ha accettato subito al volo, anche perché abbiamo una cosa in comune, la golosità. Infatti ci siamo sbizzarriti nel girare fra stand, ce n'è uno in particolare che m'ha convinto, insomma, che m'ha attirato, anche perché poc'anzi ne avevamo sentito parlare a un programma della Rai, insomma, non mi ricordo se era il primo, il secondo, la terza rete. Ed è stato quello del torrone di Bagnara, un IGP, un torrone calabrese. E uno dice: ma tu vai a Cremona dove c'è appunto la festa del torrone e ti compri, cominci subito ad andare ad assaggiare appunto quello appunto calabrese. Sì, perché questo, il torrone di Bagnara, è l'unico in Italia che c'ha l'IGP, l'indicazione geografica di provenienza, che è insomma è una garanzia. E appunto noi siamo andati lì, ne abbiamo assaggiati diversi. Ecco, se vi capita di andare appunto a Cremona entro il 16 novembre, perché si concluderà il 16 novembre, datevi, cioè, guardatevi intorno e assaggiate quello che vi viene proposto. Assieme al torrone di Bagnara, praticamente abbiamo conosciuto anche altri espositori. Un altro che ci ha parecchio colpito è stato quello del torrone di Tonara, che è una località in provincia di Nuoro, in Sardegna, e anche lì, insomma, ci siamo deliziati il palato assaggiando diverse cose, insomma, ecco. Io vi sto dando queste indicazioni, queste indicazioni appunto perché, se vi va di passare qualche ora in maniera un pochino differente, e anche contribuire a guardare quello che, a cercare di dare sostegno a quelli che appunto ancora oggi in Italia creano e conducono imprese, tante volte sono per lo più familiari, dove appunto producono generi che qualificano il nostro paese per quello che appunto sono le eccellenze che noi riusciamo a produrre. Ecco, è giusto che appunto andiate a dare il vostro sostegno, appunto, oltre che per conoscere, anche per acquistare, perché appunto in contrasto con quello che era la vivacità di questo evento, che era riorganizzato proprio sotto il Duomo di Cremona, ho trovato una Cremona abbastanza abbandonata. Da dove ho parcheggiato la macchina ad arrivare fino a questo luogo, appunto sotto il Duomo di Cremona, ho trovato un botto di negozi chiusi. C'erano veramente tantissimi negozi, uno presso l'altro, tutti quanti chiusi. Cioè, praticamente appunto, il piccolo commercio lì in pratica fa fatica a vivere. Addirittura e gli utai. Cremona è famosa anche appunto per la produzione di violini. Ci sono un sacco di negozietti, okay, grazie, ci sono un sacco di negozietti, di laboratori che sono però per lo più gestiti tutti quanti da gente di origine asiatica, cioè penso che siano per lo più giapponesi o cinesi o coreani, ecco. Gli utai, quelli nostri, gli italiani, sono spariti anche loro. Comunque meno male che appunto, il Medio la Cina appunto ci aiuta in questo, anzi i paesi asiatici ci aiutano in questa maniera a mantenere viva quella che è una tradizione. Ma mi dice la mitica regista Natalia che sì, l'ho detto giusto. Che appunto abbiamo anche con noi Federico, lo sparacazzate. Buongiorno Federico, benvenuto fra noi. Tutto bene? No, buonasera, io sono Cheng. Tu sei Cheng, tu sei l'utaio? Io avrei chiamato questa trasmissione perché avrei sentito spazio pompe funebri Magneta. No, pompe funebri, no. Questo è Spazio Più, professionisti imprenditori uniti. Qua
Sicuro? Sì, sicuro. Cioè, più che pompe funebri, io... No, Mimo, dai, sì, non ti si può sentire con questo tono funebre, come che hai preso gusto ad avere i funerali di quelli che, insomma, della tua classe che non sono sopravvissuti. Ora stai girando a fare anche questo comizio funebre in radio, non va bene, la gente è già depressa, ha già problemi, tu li aggravi così. Ma questa è la realtà dei fatti, però, dice, io ripeto, sono andato sotto il Duomo di Cremona dove c'è questo evento, ci saranno, non so, una cinquantina di vari produttori di miele, e poi però per il resto tanti negozi vuoti, insomma, tanta gente anche che diventava, si riaccendeva un pochino solo quando gli facevano assaggiare un pezzo di dolce, perché poi per il resto vedevo un po' di mosceria, un po' di tristezza. Questa è la realtà che c'è, io che ho potuto vedere a Cremona, ma che poi si vede un po' dappertutto. Ecco, l'unico posto dove invece c'era un bordello della miseria, per esempio, era sotto l'Arco della Pace. Ieri sera quei pochi locali aperti per la movida notturna, c'erano un sacco di ragazzini, ragazzine, un sacco di radicasci che stavano a fare gli aperitivi, andavano a cena, ecco lì c'era un po' di movimento, se no per il resto Mimo, Milano... dopo 26 anni di austerità è quello che dovrà accadere. Dopo 26 anni che si continua a tagliare o comunque a fare pressione sugli stipendi dei dipendenti, chiude qualsiasi impresa per andare all'estero e tutto, è ovvio che non ci sono più soldi per il consumo e quindi hanno chiuso e continuano a chiudere un sacco di piccole e medie attività, il credito si è ristretto e insomma siamo là. Anche qualcuno in alto si sta accorgendo che sia l'Unione Europea che l'Euro sono un enorme fallimento, ed è un fallimento che noi abbiamo da 26 anni e siamo sull'orlo dell'estinzione. Si è rovinato un'intera nazione che ha avuto enormi problemi, ma comunque era felice prima del 1999, perché l'euro è entrato in vigore nel 1999 in formato digitale, poi in formato cartaceo nel 2002. Insomma, era un paese con tanti problemi, ma immensamente più felice e molto meglio di oggi. E il problema non è solo l'Italia, il problema è tutta Europa. Viviamo in un continente depresso, un continente che resta indietro rispetto a tutte le altre potenze medie e grandi del mondo, che non avendo questa austerità continua investono, progettano il futuro, crescono economicamente, civilmente, culturalmente, invece qua in Europa si è fermato tutto. E lo stiamo pagando e se ne stanno accorgendo anche loro finalmente. Sì, solo che però non si fa nulla, perché io stamattina sentivo un altro programma su Rai 3 dove c'è un giornalista che parla sempre di cultura e cose varie, c'era un tizio che appunto in pratica parlava di catastrofi ambientali e quando appunto il giornalista della Rai gli ha chiesto: "Vabbè, ma tu che cosa proponi?" "Che posso proporre? Che ne so io?" Cioè, qua uno deve prendere atto di quella che è questa sfrenata capacità tecnologica, questo sviluppo e cose varie, però sta uccidendo quello che appunto di umano, di poco umano ancora resiste, insomma. Leggevo che l'intelligenza artificiale sta cominciando a produrre anche video in cui vengono fatte fare Video cose... porno, Mimmo, tagliela, lo sappiamo benissimo, video porno con faccia di gente famosa. Ci sono anche siti che dicono a tutti gli ascoltatori che da domani bisogna usare lo speed per andare sui siti porni. A proposito, quindi ci sarà un altro settore che va in crisi allora. Se uno non è capace di andare di usare lo speed, che fa? Non lo so. Sento una vocina in lontananza che reclama anche lei, o sbaglio? No, hai sentito male. Ho sentito male. Che stavo dicendo? Sì, di quella cosa là. Sì, c'è questa intelligenza artificiale in pratica che oltre a produrre discorsi, a fare fake su improbabili imprese finanziarie dove la gente casca, compreso Mino Magnetto, perché un giorno Mino Magnetto mi ha chiamato tutto allarmato dicendomi: Federico, devi andare subito su Facebook perché c'è Ranucci che sta promuovendo un sistema economico nuovo, però quelli lo boicottano. Beh, non era il video di Sigfrido Ranucci quello vero, era un video prodotto dall'intelligenza artificiale con l'immagine di Ranucci che promuoveva un
l'ennesima truffa finanziaria. Come quell'altra sul funerale del maestro Vesucchio, dove c'è l'Anna Maria la De Filippi che ha fatto un qualche cosa di particolare, che poi invece viene sottoprecisato che appunto è opera della intelligenza artificiale. Questi ne fanno veramente di cotte e di crude. E tu pensa che noi appena io dico qualche cosa, mi mettono sotto processo, è incredibile. Io per una volta aver detto una frase che non era manco lontana, anzi era la verità vera e pura, sono beccato un processo e una condanna, insomma. Che poi... Non tu e qualche ascoltatore che fa il provocatore di professione, chiama dalla Liguria, che ha coraggio di dire che la giustizia è perfetta così. Gli auguro che mai un'inchiesta o un'indagine lo tocchi, perché altrimenti inizia un calvario e vai a provare che poi non sei stato tu. Questo è davvero un vulnus democratico. Devi avere soldi per pagare begli avvocati per dimostrare appunto. Mi auguro che lei i soldi per pagare gli avvocati ce li abbiano. Visto che comunque mi ricordo cosa ho detto, ho avuto il modo di insomma rispondere. Questa è una radio aperta, libera, chiunque può chiamare deve chiamare, questo è giusto, però insomma approfittare che una persona non c'è per dire certe cose è un colpo basso. Non mi è piaciuta questa cosa, comunque va bene. So che prima o poi arriverà la resa dei conti e mi piace. Beh, questo comunque è un chiaro avviso a Francesco di Genova, chiamaci se ci senti. Non era Francesco, era Gianfranco. Vabbè, Gianfranco, Francesco, siamo là, insomma, dai, stiamo sempre a sottilizzare tutto. Sicuramente abbiamo sbagliato entrambi il nome, comunque va bene così. Basta che non ci chiama anche Martino, oggi cos'è l'estate, queste le... No, ma ormai è vero che siamo una radio che insomma non dovrebbe ascoltarci nessuno, non ci ascolta nessuno, siamo sfigatissimi, abbiamo perso il canale DAB, abbiamo perso la frequenza FM, ogni mese lo sappiamo se andiamo avanti, se esistiamo, paghiamo un sì e 3 no i nostri registi, mi fanno qualcosa. Eppure ci ascolta, cioè chi conta ci ascolta, ecco. Persino i più blasonati giornali e media, mainstream, ci ascoltano e ci ascolta anche un sacco di provocatori che evidentemente non hanno una beata minchia da fare o comunque le loro radio non le ascoltano. No, fammi fare una precisazione. Le loro radio, quelle che ascoltano loro, non gli danno la parola. Qua invece Radio Libertà, sull'usanza di quella che era RPL, Radio Padania Libera, noi invece diamo diritto di parola a tutti senza come si dice, cosa diceva la Radio Radicale? Senza filtri né censure. Capito? Anche Radio Radicale la pensa come noi, pensa un po' a livello di giustizia, sono rimasto basito. Se anche loro la pensano come noi vuol dire che qualcosa è cambiato, qualcuno si sbaglia, ecco. Mi ha fatto piacere che insomma ci sia stata l'adesione sia di Radio Radicale che di tutti i partiti radicali alla campagna per il sì referendum. Sarà una lunga battaglia, non si sa come andrà a finire, però per una volta sono felice che i radicali la pensino come me. Speriamo di produrre risultati allora, perché di solito i radicali hanno sempre prodotto risultati. Però ne hanno persi tanti di referendum, vediamo. Comunque non è più un referendum in cui sono d'accordo, perché anche il vecchio referendum che aveva proposto la Lega, i 7 quesiti sulla giustizia, insomma, vedevano il convinto appoggio dei radicali, e quindi non posso che essere felice. Anche loro hanno subito un sacco di processi, solo che in Italia non esiste una giustizia giusta. E questo purtroppo va ricordato e rammentato a tutti. Se questo è un paese che lascia desiderare, se questo è un paese dove ci sono città come Taranto, dove veramente la disoccupazione la fanno la padrona anche grazie a certe procure, a certi tribunali. Voglio ricordare che il Libro di Taranto sull'orlo della chiusura, grazie a tutta una serie di sentenze che prima dicevano una cosa e poi si contraddicevano regolarmente. Non esiste in Europa una cosa uguale, come non esiste in Europa una magistratura dove giudici e procuratori e PM sono tutti colleghi, appartengono tutti allo stesso ordine. Rammentatevelo, questo è un problema grave. Non esiste in Europa nessun paese dove un giorno o l'altro l'intero sistema politico viene demolito, viene fatto un colpo di stato bianco dalla magistratura. Attenzione, questo non è accaduto da nessuna parte, solo qua in Italia. Chiediamoci perché, se questo è giusto. E fu negato anche un partito che all'epoca si chiamava Lega Nord, per l'indipendenza della Padania, che era appena nato e che non poteva aver rubato o fatto tangenti, perché era davvero da pochissimo, aveva malapena 3-4 eletti in Parlamento. L'unico partito non inquisito, indovinate quale fu? Il Partito Comunista Italiano.
Ricordiamocelo. Beh, perché lì ci fu un primo che fu eccezionale, mi riferisco a Primo Greganti, che non se la cantò, perché con la Prima Ma io so Repubblica... anche che non venne fatto, insomma, non venne fatto le indagini accuratamente, perché c'era un certo vento che ispirava, no? Alla canzone sovietica, c'era qualcuno che in Italia, come al solito, è rimasto indietro e non era ancora pronto alla svolta della Bolognina, ci siamo capiti solo dopo, cioè non si erano resi conto che il vento era cambiato. No, io non mi sono capito, perdonami, ma sono diventato un po' anziano, faccio fatica a capire. A cosa ti In all'epoca riferisci? il Partito Comunista Italiano fu l'ultimo partito comunista d'Europa, Ah, sia più grande che l'ultimo a capire che purtroppo il comunismo era fallito, era crollato, era imploso su se stesso dopo l'Unione Sovietica. In Cina c'era già un'altra cosa che è ancora oggi, c'è una specie di dittatura capitalista, oligarchica, non si capisce cosa. E poi la Jugoslavia, che invece a modo suo funzionava, fu devastata e disgregata da un'orrenda guerra civile finanziata e voluta dall'Occidente, sia dalla Germania che dagli Stati Uniti. Questa è la storia. quella dove D'Alema mandò i nostri caccia a bombardare, giusto? Belgrado, L'Italia è una nazione innocente. che rifiuta la guerra e così vale, pure i caccia italiani in Serbia andarono a bombardare, giusto? No, ricordiamo che c'è l'Occidente, sotto Occidente, oltre a bombardare le ambasciate a Damasco, ricordo che a Israele, che è la più grande democrazia del mondo, uno stato meraviglioso, per carità, mi auguro che occupi tutti gli stati fino all'Arabia Saudita e creino il grande Israele, per carità, ormai sia. Tuttavia non si vanno a bombardare le ambasciate e i consolati degli altri paesi, è buona norma questo. E questa moda è nata a Belgrado durante la guerra di Jugoslavia, quando la NATO bombardò l'ambasciata cinese a Belgrado. È un evento di una gravità inaudita, ci furono 8 morti. Belgrado fu rasa solo no, però gravemente danneggiata, con bombardamenti che andavano sui civili. Ecco, la faccia delle bombe intelligenti non si può dimenticare. E il problema era la Jugoslavia, questo staterello, per quanti difetti, quante schifezze abbia fatto, comunque era un esempio di socialismo più o meno funzionante che andava estirpato. E così è stato, insomma, abbiamo visto. E l'Italia è stata come al solito al centro, perché le prime ondate di profughi, indovinate dove arrivarono? In Italia, come al solito. Gli interi Balcani destabilizzati si riversarono sul nostro paese. A mio parere non c'era bisogno di fare quello che fu fatto, e poi no, sappiamo come quello che è accaduto in Bosnia, in Croazia. Beh, Federico, se non accadevano queste cose, tu non avresti avuto fra i tuoi compagni di classe tanti ragazzi sì. di origine... Io a Vicenza avevo una marea di compagni di classe serbi, con cui insomma sono persone che ho voluto bene, che sono ancora un affezionato, insomma. Anzi, faccio un saluto a tutti gli amici serbi in ascolto, che sicuramente sono tanti. È un bel paese, sicuramente bella gente, ho avuto l'onore e il piacere di andarci a scuola insieme, sì, questo sì, lo ammetto. Tuttavia, forse per questo mi sono ancora di più, non è giusto fare quello che è stato fatto, bombardare popolazioni civili inerme perché non ti piace il regime, devi esportare la democrazia. Ecco, la Jugoslavia è stato l'esperimento. Federico, poi, però devi parlare, Francia. devi parlare un pochino più piano, perché sennò in pratica la voce è un po' disturbata. Se no, prova anche a spostarti un filino, un attimino, prova un attimino a spostarti. Sì, eccomi qua, ora mi sentite sicuramente meglio. Sì, così adesso sì. Stavi Sì, dicendo no, che... comunque è stata la prova la prova in generale per tante altre guerre. Speriamo che queste prove che sono in atto in questi giorni non ci conducano appunto a situazioni più estreme. Io leggevo stamattina, ma deve essere sicuramente opera dell'intelligenza artificiale, deve essere una fake, deve essere un falso, perché in pratica ho letto sui social che Zelensky ha offerto appunto 3 milioni di dollari a qualche pilota russo che si offre di prendere col suo MiG, andare a bombardare qualche obiettivo NATO e far così intervenire la NATO. Io voglio sperare che sia una bufala. Beh, no, in verità è un po' sventato dai servizi segreti russi interni, l'FSB, così si chiama, no? Il servizio segreto, l'RL e KGB.
così si chiama, è un piano che è stato sventato. No, c'è una cosa successa per davvero? Sì, almeno i russi dicono così, e quindi perché non credergli? Cioè, sappiamo che c'è di mezzo anche il Regno Unito su questa cosa, ma la vera notizia del giorno, caro Mimmo, è che Zelensky è sfiorato da un'inchiesta sulla corruzione che riguarda quasi tutto il suo entourage e soprattutto il suo mecenato, un oligarca che ha preso i soldi ed è scappato, non si trova più in Ucraina. Ecco. Zelensky infatti ha cercato di chiudere l'autorità anticorruzione che a quanto pare è arrivata a lui. Ecco, fossero vere queste cose che riportano i giornali americani e anche qualche giornale ucraino, insomma Zelensky sarebbe là vicino a dimettersi. Sarebbe gravissimo, perché ogni giorno muoiono migliaia e migliaia di soldati ucraini per una guerra inutile. Zelensky a Pokrovsk e a Kupiansk, che sono due città che sono circondate dalle forze armate russe, non dà l'ordine di ritirarsi, quindi si rischia una carneficina di almeno 25-30 mila uomini tra tutto il milione ucraine, perché lui non ci sta a perdere. Ecco, diciamo che è un personaggio molto strano. La guerra comunque dopo 8 anni inizia a volgere in un certo senso. Sacrificare, cioè far morire una carneficina pur di non lasciare due paesini, uno del Donbass e l'altro della provincia di Kharkiv o Kharkov, come lo chiamano loro. Posto, perché ci ricordiamo che sono due regioni russofone, la gente parla russo nonostante abbia la cittadinanza ucraina, per capire insomma l'idiozia di un conflitto, che sono due popoli fratelli, no? Che hanno un unico popolo, sono ortodossi, sono cristiani, parlano la stessa lingua, solo che l'ucraino è un dialetto in pratica. È davvero straziante quello che accade. Questo insomma Zelensky ha delle colpe, ha delle responsabilità su quello che è accaduto. Si poteva certamente evitare questo conflitto. Ecco, vedere che a quanto pare questo qua si è preso qualche mazzetta, a quanto pare mentre mandava a morire i giovani del suo paese e mentre 20 milioni di ucraini sono scappati, insomma non dico rabbia, penso che se fossi ucraino sarei incazzato perso. Federico, ti interrompo un secondo, è arrivato qua un messaggio che stranamente sono riuscito ad aprire qua lo schermo, è venuto fuori appunto: certo, il governo di D'Alema mandò i bombardieri senza il voto del Parlamento, che arrivò giorni dopo, firmato Maurizio, questo alle 15:29. In effetti ci ascoltano, siamo una trasmissione ascoltata, insomma, e tante volte ci chiamano anche, però appunto adesso siamo arrivati alla prima metà del nostro tempo, diamo la pubblicità e poi riprendiamo. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci, sempre lo spazio più del martedì pomeriggio. Siamo io, Mimmo Magnette, e Federico lo Sparacazzate. Buongiorno, cioè Federico ci sei? Ci siamo persi Federico, proviamo a ricontattarlo. Allora, stavamo leggendo quelli che sono i vari messaggi che ogni tanto ci arrivano, però dovete sapere, io sono un poco analfabeta a livello di social, faccio fatica a volte appunto ad aprire i messaggi. Stavamo dicendo appunto con Federico che
stiamo piombando verso una totale disgregazione di quello che è il nostro stile di vita, cioè, e potremmo anche finire pure peggio, perché se non si pone un fine a tutte un fine, sì, un argine, un fine a tutte queste guerre che stanno scoppiando in giro, potremmo veramente trovarci in situazioni peggiori. Ecco, il fatto per esempio di aver messo al mondo figli, che questi figli poi hanno appunto hanno messo al mondo anche loro altri figli, è una cosa che appunto non mi fa impazzire, insomma, il fatto appunto di poter vedere i miei figli, i figli dei miei figli coinvolti in pazzie dettate da degli sconsiderati, o peggio ancora degli stravolti da vizi vari, a me veramente mi fa girare l'anima. Abbiamo con noi ancora Federico? Federico, ci sei? Sì, ci sono. Com'è che t'avevamo perso? Era arrivato un drone dall'Ucraina o dalla Russia? No, nessun drone, Mimo, semplicemente tu hai detto che non mi si sentiva, quindi ho detto metto giù così do modo alla regia di richiamarmi e sentire meglio. E infatti, mi hanno detto che insomma ora mi ricevono forte e chiaro. sì, molto meglio adesso. Ecco, vedi, quindi... Sono arrivati diversi messaggi in cui appunto... Beh, ricordiamo allora il numero, diamo il WhatsApp e il numero della diretta, visto che li leggiamo. Mimmo, Sì, che ne sì, dici? come no? 02 92 94 72 22, questo è il numero della diretta. Lo ripeto più piano: 02 92 94 72 22. Se no abbiamo il numero del WhatsApp, che sono 340 670 96 59. Oh, li possiamo leggi numero per numero, perché anch'io non ci ho capito una beata. 340 670 9659. E ci voleva tanto. E questo è il nostro canale WhatsApp, cari amici a casa. Sì, questo è il nostro canale WhatsApp, giusto come dice il mitico Antonino. Allora, stavamo dicendo, io stavo riassumendo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori di quello di cui stavamo chiacchierando noi prima, e dicevo quanto appunto a me mi mette angoscia, insomma, il fatto che la situazione possa deteriorarsi ulteriormente e possa veramente scoppiare un cataclisma che la metta basta, perché qua, se scoppia una guerra qua in Europa, è veramente una guerra totale. Qua non ci sta più. Chi era quello Papa XII, quello che appunto salvò Roma dal bombardamento e cose varie? Sì, Qua, Pio XII. Pio XII. Qua, se scoppia una guerra, praticamente di quello che c'è in Europa ne rimarrà ben poco, perché comunque sia, alla fine chi ne pagherà maggiormente il prezzo saremo noi, perché fra Russia, America e Cina, in fondo, eliminare l'Europa forse può essere solamente un vantaggio. Beh, in verità lo stanno già facendo economicamente. E guarda che di questa guerra, che di fatto ha dato il colpo finale all'industria europea. Tutti i paesi d'Europa sono in crisi o comunque galleggiano a causa del forte aumento del costo dell'energia, della chiusura dei mercati, i dazi da una parte, il mancato introito anche del commercio che si aveva con la Russia, e poi soprattutto non arriva più il gas e il petrolio a buon prezzo che insomma avevamo dalla Russia. Questo in Commissione europea qualcuno continua a far finta di non averlo capito, e insomma ora paghiamo il gas doppio e di peggiore qualità, e questo è un enorme problema per tutte le imprese. Parlava il capo di Federacciai, Gozzi, e ha detto: noi, se va avanti così, già ora siamo fuori mercato nella produzione di acciaio italiano, avanti così non riusciamo a reggere. Sono 70 miliardi di euro di acciaio prodotto ogni anno in Italia. Vi fa capire che è una delle poche industrie che ancora vanno avanti. Questa è la situazione. Se qualcuno si sveglia, bene, altrimenti non voglio immaginare quello che accadrà. Cosa voglia dire in tutta Europa stare senza l'acciaio. Cioè, chiudere la metallurgia, l'acciaio vuol dire chiudere, basta, ha chiuso i battenti, diventi solo una colonia, un posto
dove ci sono camerieri e caffetterie e bar. Questo puoi fare come Europa, un immenso parco a giochi di vestigie del passato. Insomma, la gravità è proprio che in Europa si dormono, si fanno le cose fatte male come sempre hanno fatto, ma anche in molti paesi europei purtroppo dormono. Uno che mi viene in mente è la Francia, ecco. A me viene in mente invece la Germania, perché ho sentito dire da qualche parte, non ricordo più dove, che la Germania si stia dando spazio a quello che è l'industria degli armamenti. È possibile o è una fesseria quello che ho sentito? Cioè, no, è vero, vabbè, ma per loro è una cosa meravigliosa. Finalmente dopo il 1945 possono riarmarsi, era sogno di sempre. Ora finalmente poter fare. No, ecco, a parte gli scherzi, sembra quasi una puntata delle Stormtrooper. Però se la Volkswagen va male, le auto non si vendono. Loro fanno i carri armati? Tornano a produrre Panzer? O no? Anzi, no, Panzer. In verità sì. Ci sono tutta una serie di consorzi tra i vari paesi europei. Sembra che l'Italia partecipa. È stata fatta una joint venture, cioè un'azienda 50-50 tra la nostra Leonardo, che è un'azienda partecipata dallo Stato in armamenti, va molto bene tra l'altro, e la Rheinmetall, che è un'impresa tedesca per produrre il futuro carro armato europeo. È una cosa buona, insomma, dovrebbe far lavorare tanto anche l'Italia, quindi per una volta ci siamo anche noi dentro in maniera positiva, però non solo la Germania, tutta l'Europa. Io ho sentito, Federico, ho ascoltato alcune trasmissioni ieri saltando da un canale all'altro, dove appunto c'è la gente che dice noi non possiamo, anzi succedeva proprio in Sardegna, dove c'erano appunto tutti i lavoratori radunati in presidio davanti all'azienda, perché appunto in pratica hanno scoperto che la loro azienda produce armamenti e loro dicono noi non vogliamo che la nostra azienda produca queste cose qua. Cioè il problema è come al solito, tu prima quando facevi la tua analisi nell'ingresso in trasmissione hai preso e parlato della prima repubblica del Partito Comunista Italiano, che è rimasto l'unico indenne da quella che fu Mani Pulite, no? E io in pratica ti avrei voluto precisare, rimase pulito sia prima perché ci fu Primo Greganti che non se la cantò e non tirò dentro gli altri, ma soprattutto perché il Partito Comunista Italiano è stato quello che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quando appunto con gli Yalta fu diviso il mondo in una maniera o nell'altra, ecco, in Italia praticamente il Partito Comunista Italiano si impossessò di quello che era la cultura, e perciò l'istruzione, la magistratura e anche i ministeri, i vari ministeri, quelli più importanti. E noi ancora oggi viviamo in un paese in cui ci dovrebbe essere la democrazia, abbiamo un Parlamento che sforna leggi su leggi, in maniera anche, cioè per sfornare una legge in Italia insomma ci vuole abbastanza impegno, però poi dopo arriva un magistrato qualsiasi, prende e annulla quello che la legge dice. È l'unico paese in cui abbiamo una magistratura che riesce addirittura a stoppare le leggi o a travisarle fatte dal Parlamento. È per questo che continuiamo in questa maniera, cioè ci sono paesi che appunto prendono, come la Germania, che ha avuto il divieto di avere addirittura di essere armati e così, che mo appunto comincia, visto che l'auto in crisi, visto che non possono più fare la Volkswagen o l'Audi, si mettono a fabbricare i carri armati. Io mi ricordo che il primo evento che io organizzai quando diventai presidente del PIU, dei professionisti imprenditori uniti, fu nel museo Lamborghini. Nel museo Lamborghini la cosa appunto che mi fecero notare, c'erano gli eredi appunto di Ferruccio, praticamente, che mi fecero vedere il primo trattore che appunto il loro avo fece, il padre fece appunto, e lo fece appunto dai cingoli dei carri armati che lui recuperava. Cioè noi abbiamo avuto imprenditori in Italia che hanno saputo far diventare tesoro quello che erano gli avanzi, i residuati della guerra. Ecco, adesso sapere che appunto una fabbrica che seminava di macchine in giro per tutto il mondo adesso ritorna a fare carri armati e li fa appunto assieme appunto anche all'Italia. Ecco, appunto mi rifaccio appunto a questi operai impiegati in questa fabbrica in Sardegna, che appunto dicono no, noi non vogliamo
produrre le armi, ecco, come al solito questi sono i più realisti del re. Capito? Un po' come succede, appunto, ho fatto l'esempio del Parlamento che fa una legge, dei giudici che poi ne applicano, cioè le disapplicano. Noi abbiamo lavoratori che, se possono lavorare, però decidono di fare sciopero, di picchettare la fabbrica perché dicono: noi tutto vogliamo produrre meno che questo. Però poi, appunto, abbiamo avuto il governo D'Alema che ha mandato i caccia in Serbia a bombardare, e di questi bombardamenti noi abbiamo avuto anche un sacco di militari che hanno contratto malattie da In seguito, sì, dall'uranio impoverito utilizzato dalle truppe della NATO contro i corazzati jugoslavi, perché all'epoca esisteva ancora la Jugoslavia, e molti di questi non sono ancora oggi riconosciuti dalla difesa, che appunto contava qualsiasi persona addirittura sorvolasse il territorio jugoslavo come persona esposta, no? per far vedere che le percentuali di malattie legate alle radiazioni che emettevano questi proiettili era nettamente inferiore. In verità, insomma, è stata una disgrazia, non solo per i morti, ma anche per chi è rimasto menomato da malattie gravissime, tumori, linfomi e leucemie provocate dall'uranio impoverito, che è stato usato là e che la NATO ha provato a far usare agli ucraini pure nella guerra insomma, nel conflitto russo-ucraino. Sì. Inquinando, tra l'altro, perché a chiunque vadano le terre da una parte o dall'altra, in un paese come l'Ucraina che ha subito la tragedia di Chernobyl, insomma, oltre là si è andato a inquinare falde, terreni, a diffondere malattie e polveri in delle zone che contaminate non erano. Cioè è stato un doppio crimine. Ecco, si parla di ecocidio e tutto, sono le stesse persone che, penso Biden, il Partito Democratico, Kamala Harris, che hanno fatto arrivare migliaia di tonnellate di armi in Ucraina. E cari amici, anche la guerra inquina. La guerra inquina come? E però di questo non ne parla nessuno. Non c'è nessuna Greta Thunberg che va a dire basta armamenti, basta fare guerre a destra, ma anche la guerra inquina, ragazzi, come? Non solo l'ambiente, ma le anime. Ecco, riflettiamoci. Chissà perché. Ecco, qua fa capire chi comanda il discorso, i media nostrani, quanto siano corrotti, quanto insomma siano male informati, quante fake, ecco, ci sia nell'informazione nazionale. Nessuno parla di quanto inquina la guerra. Però vedi, qualcuno in effetti informato c'è. Per esempio, sono arrivati altri 2 messaggi. Uno appunto dice: la Germania dopo la seconda guerra mondiale non doveva più riarmarsi, ma dopo pochi anni riprese le armi senza pagare un marco dei rimborsi danni di guerra come doveva. Scelte solite idiozie di chi ha permesso alla Germania di comandare in Europa, anche oggi, Maurizio sempre. E poi al gas russo abbiamo rinunciato noi da geni. La Russia avrebbe continuato, ma l'Ucraina ha fatto saltare il condotto subacqueo. Silenzio, sempre Maurizio. Evidentemente noi abbiamo qualche punta di masochismo. A noi ci piace soffrire, ci piace sempre, diciamo, essere no, peggio, all'Europa piace essere presa per il culo, scusate il francesismo, perché ci sono dei paesi, 2 almeno, che si chiamano Azerbaijan e Turchia, che comprano il gas russo, lo fanno passare per gas loro e ce lo rivendono a prezzo maggiorato, in quantità nettamente inferiore. Ma questo accade in particolare all'Azerbaijan, che è diventato ancora più ricco di quello che era, perché è un paese che ha ingenti risorse petrolifere e gasifere. L'Azerbaijan ci ha fatto una bella guerra con l'Armenia, dove ha stravinto grazie alle armi e al supporto israeliano. Questo va detto, anche se l'Azerbaijan è un paese musulmano, ha ottimi rapporti con Israele, che ha armato la guerra e insomma con i soldi dell'Occidente ha fatto una guerra contro uno Stato cristiano. Queste sono cose meravigliose che nessuno dice. E il Nagorno-Karabakh, dove viveva una minoranza armena di 120.000 persone, insomma, c'è stata di fatto una pulizia etnica e sono dovuti scappare tutti gli armeni, ritornando in Armenia. E nel frattempo però in Azerbaijan l'economia va alla grande, i conti dello Stato sono più che in ordine, stanno pagando la ricostruzione, stanno ricostruendo quel decimo di territorio che era occupato prima dagli armeni, e stanno facendo cose grandiose. Tra l'altro hanno
un gran premio bellissimo, una capitale, Baku, che è qualcosa di fenomenale, davvero investono in cultura, in soft power, hanno finanziato pure una ristrutturazione di alcune chiese a Roma e in Vaticano, gli azeri, che sono una vera e propria potenza economica. Questo anche grazie al fatto che l'Azerbaijan compra 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla Russia, li dispaccia per azeri e ce li rivende. La stessa cosa fa la Turchia. E ancora peggio, l'India compra il petrolio dai russi, lo raffina in gasolio e ce lo vende, perché l'Unione Europea ci ha fatto chiudere le raffinerie perché inquinavano, e quindi il gasolio va comprato. Da chi lo compriamo? Dall'India. E niente che è il petrolio. Allora scusateci ragazzi, ma dico, ma razza di rincoglioniti dell'Unione Europea, io dico, ma che gente c'è in Commissione Europea? Lo sappiamo noi scemi, io e Mimmo, ma voi là dormite, non ve ne accorgete che vi stanno prendendo in giro? No, forse che non possono fare più di tanto, perché se esprimono un qualche giudizio che dà fastidio, li fanno ritornare a casa. No, invece di abbaiare, di inventarsi 19 pacchetti di sanzioni che non servono a niente, solo a farsi prendere in giro e affossare e devastare l'economia europea, avrebbero dovuto andare là a far finire la guerra e trattare, cercare una soluzione, perché la soluzione all'inizio c'era come. Vuoi ricordare che a Istanbul la soluzione è stata trovata, poi Boris Johnson, il primo ministro inglese dell'epoca, volò a Kiev dicendo a Zelensky: non firmare niente, ci pensiamo noi inglesi a farti vincere la guerra. E l'allocco ci cascò. Questo purtroppo è tutto vero, ecco, anche da fonti inglesi e occidentali. Non esiste nessuna iniziativa diplomatica, nemmeno dai partiti di sinistra, perché voglio ricordare che Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, e il PD in Europa sono uno dei maggiori fautori dell'armamento e della postura aggressiva nei confronti della Russia. Quindi se ci stiamo riarmando, cari amici a casa, grazie alla cosiddetta sinistra, grazie al Partito Democratico, che in Europa detta la legge, perché è la fazione più grande all'interno del Partito Socialista Europeo, cioè il Partito Democratico Italiano è il partito più importante all'interno del Partito Socialista Europeo. Quindi la sinistra europea, la linea che tiene, viene di fatto decisa a Roma. Quindi ragazzi, mentre la Schlein qua in Italia dice no, la destra ha tagliato la sanità, la destra taglia la scuola, spende solo in armamenti, in Europa di fatto obbligano i paesi come l'Italia a investire ancora di più sulla difesa e votano a favore del Rearm EU, che poi ha cambiato nome, ora si chiama EU React, mi sembra Renzi, First Reaction Shock. Ecco, si sono inventati sto piano qua che, a parte scherzi, di fatto invita e obbliga i paesi europei, addirittura facendo delle linee di credito, cioè indebitandosi ulteriormente, a riarmarsi. E chi c'è dietro? Ci sono sempre loro, gli amici del PD, che in Italia dicono una cosa, in Europa ne fanno un'altra. È evidente, hanno qualche convenienza forse, ma mi sa che non solo loro, insomma, perché tu dici che appunto questi sono la maggioranza, però anche chi è minoranza evidentemente parla poco, fa poco. Cioè fa No, in Europa non ti fanno toccare palla, Mimmo. C'è il gruppo dei patrioti, che è quello della Lega, che in Europa può fare poco o niente, oltre che la pura denuncia. Di fatto c'è questa coalizione tra popolari, liberali e socialisti che dà la linea all'Europa. Ed è possibile... Chi dice una cosa contro, come Orban o come Fico, Orban, primo ministro ungherese, Fico, primo ministro slovacco, vengono fatti fuori. Fico, lo chiamano gli italiani, è stato espulso dal Partito Socialista Europeo 2 settimane fa, perché lui diceva: ragazzi, dovremmo sederci con la Russia e parlare, alla fine ci fa comodo acquistare l'energia a buon prezzo. È stato preso e cacciato. Ecco, cioè, abbiamo un linguaggio che è prebellico. Fare un piano di riarmamento, poi dicendo che il nostro nemico è la Russia, a 10 anni poi, io penso che se fossi la Russia non aspetterei che il mio nemico si armasse in 10 anni, lo attaccherei subito. Questi davvero o ci fanno o ci sono. Comunque queste sono le oscenità pagate con i soldi dei contribuenti, con una valanga di miliardi di euro che ogni anno lasciano l'Italia, lasciano i nostri territori, ci impoveriscono ulteriormente, per finire a Bruxelles spesi e sputtanati in azioni, operazioni e burocrazia che non servono a nulla, se non addirittura ad affossare il futuro dei nostri paesi, dei nostri figli. È ora di dire basta. Non a caso negli altri paesi, insomma, i gruppi dei patrioti, anche dell'estrema sinistra,
anti-europea, voglio ricordare sia in Germania Sarah Wagenknecht che in Francia Jean-Luc Mélenchon, il tribuno, Sì. crescono fortemente. Ecco, se la gente è arrabbiata e vota in una certa maniera, vota male, un problema c'è, è ora che si sveglino. Sì. Invece questi stanno là beati a Forse spendere i nostri soldi. dovremmo lanciare un ulteriore referendum, quello appunto dell'uscita dall'Unione Europea. D'altronde l'hanno fatto gli inglesi, perché non lo facciamo anche noi italiani? Forse ne abbiamo più da guadagnare, o no? Tra l'altro sta arrivando una brutta notizia, tu dici che insomma l'inquinamento, dobbiamo fare Sì, qualcosa. sì. L'Unione Europea ha pensato anche a questo. Dal 2028 partirà l'ETS2. Cos'è l'ETS2? Perché loro usano queste sigle incomprensibili per tutti. Ognuno di noi dovrà pagare l'emissione di CO2 quando si sposta, quando consuma la corrente elettrica, oppure quando prende un mezzo, che sia aereo o ferroviario. Questo vuol dire che i biglietti aerei triplicheranno, che per fare la benzina ci vorrà un 30% in più. Tutto questo per compensare il 2% delle emissioni a livello mondiale. Cioè già ora l'Europa di fatto inquina poco, nulla. Però in Europa c'è qualcuno che va a affossare questo. E chi saranno i primi a pagare questo? Loro, la generazione Erasmus. Io immagino i poveri ragazzi che vorranno andare in Europa in aereo si troveranno a pagare 2-3 volte il prezzo dei biglietti aerei che c'è ora. Oppure viaggeranno in pullman, o no? Sì, perché chi è che non si fa un bel Palermo-Berlino 62 ore? Penso che fai prima a prendere la Transiberiana da Mosca a Vladivostok, arrivi in meno tempo. Chi non ha voglia di fare questo? Basterebbe solamente avere il tempo da impegnare, perché per esempio magari uno potesse avere 10 giorni per fare un viaggio. Io è da quando sono nato che mi sogno di fare il viaggio appunto sulla Transiberiana, o meglio ancora, sai il trenino, quello rosso che va in Svizzera, no? Ecco, io sono... Bernina Express. Io il il mio sogno proibito è fare il Milano-Siracusa, la Freccia del Sud. Guarda, io l'ho fatto, perché io ai tempi miei con gli Intercity mi feci Milano, Roma, Villa San Giovanni e arrivai appunto fino a Messina. Da Messina poi appunto andai a Milazzo, presi da Messina a Milazzo un altro treno e poi dopo da lì presi il traghetto per le Lipari, no? Cioè io le mie 22 ore di treno ininterrotte le ho fatte. Mimmo, il problema è che la Freccia del Sud però non l'hai presa, era quello il treno epico da prendere. L'ha preso, a me mi usavano appunto, mi lanciavano dentro dal finestrino per occupare l'intero scompartimento. Ora mi sfugge il nome esatto del treno, ma io ho vissuto anche quei momenti là, insomma. Momenti epici quelli, perché poi appresso a quelle modalità di viaggio poi ne seguirono altre. Vabbè, comunque tornare indietro sarebbe un po' problematico, cioè, a parte che poi non lo puoi manco fare più su tutti i treni di alta velocità, cioè non esiste più, non c'è il Freccianegra che ti porta giù in Calabria. No, quello c'è sempre. C'è sempre. Questi idioti, per farla breve, di Bruxelles vanno a minare cose, il trasporto aereo low cost, a basso costo, che di fatto ha unito l'Europa più di tutte delle loro misure idiote, più dell'euro, più di tante altre cose. Tu vai a rendere i biglietti aerei 3-4 volte più cari di quello che sono oggi. Se non mi credete andate su internet e digitate ETS2, scritto 2 in numerico, e vi rendete conto che questi ci vogliono far pagare pure l'aria che respiriamo, perché pure quando respiriamo inquiniamo. Perché non la paghiamo di già, Federico, non la paghiamo di già l'aria che respiriamo. No, bisogna dare un merito però al governo italiano che è riuscito a avere insomma il rinvio dell'ETS2, però fate attenzione che quando acquisteremo la benzina ci sarà un prezzo aggiuntivo, in pratica il produttore e distributore di benzina dovrà pagare al posto tuo l'emissione di anidride carbonica comprando i diritti di emettere, e i prezzi aumenteranno anno dopo anno per inquinare sempre di meno. Quindi invece di pagare la benzina 1,65 €, 1,70 €, la pagheremo 2,10 €, 2,20 €, perché dentro ci saranno anche i soldini per quello che appunto vai a inquinare. Quindi questo è il futuro che questi babbei ci stanno preparando. Federico lo sparacazzate, tu lo sai che c'avevo il mio papà che diceva ma costerà la benzina 3.000 lire al litro? Oh, ha superato le 3.000 lire. Cioè, questo poveretto si rivolterà nella tomba
in cui giace ormai da un sacco di tempo. Non sono riuscito a vedere la benzina che arrivava a 3.000 lire, è arrivata anche oltre, poi appunto comunque aumenterà anche di più, perché tanto sì, il diritto di emettere. Mimmo, qua andare oltre, alla fine stiamo andando anche oltre il tempo concessoci. Onde evitare incidenti diplomatici. No, incidenti diplomatici oggi non ce ne sono, abbiamo la libertà di spaziare un attimino, perché di sfondare. Almeno 2 minuti, dai, 2-3 minuti, poi ci facciamo tutto il nostro tempo, perché il nostro tempo dovrebbe essere fino alle 16, no? Sì, sulla carta sì. Oggi lo facciamo anche nei fatti, però sta di fatto il problema è che anche la carta inquinata ce l'hanno tolta. La carta inquinava e quindi meno male. Comunque quello però che le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori devono sapere è che tutte le tasse che vengono emesse nei confronti del nostro paese poi le paghiamo noi, perché è sempre il consumatore finale che caccia fuori i soldi, giusto? Sì, assolutamente. No, compreso questa ecotassa europea che sarà un'ulteriore mazzata anche per le nostre imprese, perché sapete che i prodotti fatti fuori dall'Unione Europea non saranno soggetti alle ecotasse, quindi chi la vince si sempre i nostri amici cinesi, che loro esentasse, esente ogni diritto, esente ogni norma ambientale, riescono a produrre un decimo o un quarto di quello che del costo che facciamo noi. Questi sono davvero i fenomeni che stanno a Bruxelles. Io non so cosa dovrei per parlarci, capire se hanno qualche problema cognitivo o proprio ci fanno, insomma. Io pure che ci facciano. Secondo me non ci fanno tanto. Il discorso è che chi sta in Europa, chi li comanda qua in Italia. Qua in Italia forse la sinistra non è più al governo da un po' di tempo, però in compenso continua a comandare in Europa e noi subiamo. E proprio per smettere di continuare a subire dovremmo avere dovremmo avere il desiderio di ribellarci, che il desiderio di ribellarci ormai sembra diventata una cosa che non esiste, assurda, ecco, cioè tutti quanti si mangiano questa minestrina e nessuno dice niente. Sì, l'Europa ci ha annichilito, Mimmo, alla fine hanno vinto loro, così sembra, o forse credono loro, non lo so, però insomma, vediamo, le cose stanno cambiando e in un mondo che cambia tutti devono cambiare. Se qualcuno lassù pensa di continuare a fare le cose come continua a farle oggi, senza cambiare, rimetterci o trasformarsi, sbaglia di grosso. Potremmo scrivere un libro anche noi, il mondo che cambia e che può cambiare ancora, no? Giusto? Beh, Vannacci ha scritto un libro, La storia al contrario, sì. Il suo libro nuovo che deve presentare, facciamo un marchettone, visto che ci siamo, ha detto anche che verrà allo Spazio Più a presentare il suo libro, quindi quando il generale Vannacci vuole venire sappia che ci trova tranquilli, sempre sul pezzo di artiglieria, visto che parliamo di pezzi, e là lanceremo, spareremo il suo libro. L'abbiamo già fatto, l'abbiamo fatto nell'ambito dello Spazio Più con Fellone, abbiamo avuto già ospite Vannacci. Io invece davvero? Sì, l'abbiamo già avuto. Forse tu. Non lo sapevo, minchia, io tutte le trasmissioni migliori me le perdo, come questa cosa. L'abbiamo già avuto ospite, però appunto invece quello che ho detto dobbiamo fare noi in un libro, scrivere un altro libro, proprio il mondo è cambiato e cambiamo anche noi. Dobbiamo smettere di subire, dobbiamo smettere di godere delle sofferenze che ogni giorno ci vengono comminate. E dobbiamo quello è ribellarci. sadomachismo, come dice come Esatto. diceva il dirigente di una certa confederazione. Sì. Vabbè, dai, siamo giunti al termine, siamo arrivati alle 16:02. Dai, fai la chiusura tu, Federico, va. Mimmo, cosa devo dire? Grazie a tutti per l'ascolto, state sempre qua su Radio Libertà e ricordatevi che ci potete aiutare se andate su radiolibertà.net, dona, non per noi ma che per chi, insomma, questa radio fa trasmissioni serie e ci aiutate a informarvi sempre meglio, anche per i nostri registi. Il mio saluto affettuoso, un abbraccio va a Natalia, che oggi ha reso tutto questo possibile dietro la cloche della regia. Grazie a tutti per l'ascolto, buona serata.